Tappa a Firenze per il segretario dell'Italia dei Valori Ignazio Messina, che in Palazzo Vecchio ha partecipato al convegno L'omicidio stradale, la tutela della vittima e il ruolo di istituzioni e consulenti, organizzato dall'Associazione Borgogni. Da parte dell'Italia dei Valori un sostegno alla proposta di legge per introdurre il reato di omicidio stradale, partita proprio da Firenze. Ma sentiamo le parole di Ignazio Messina. Ritengo che sia essenziale. Nel nostro Paese non credo sia possibile che chi ha commesso di fatto un omicidio, perché parliamo non di omicidio colposo, ma di chi in stato di ubriachezza, chi sottoposto a sostanze stupefacenti uccide qualcuno, credo che meriti di essere punito e ci vuole quindi sicuramente l'istituzione di un reato che il nostro ordinamento non prevede, specifico, di omicidio stradale, innalzando le pene, e la seconda cosa anche delle pene accessorie. Io sarei per inibire definitivamente l'uso della patente, per esempio, per chi ha commesso un omicidio stradale in stato di ubriachezza o sottoposto a sostanze stupefacenti.